Allenato in C tra le altre anche la Regina, in Serie C1 guidò l'Avellino nel campionato 2002-2003 alla promozione in Serie B, ma la sua carriera inizia da giocatore, 7 stagioni in Serie A con le maglie di Torino, Bologna, Sampdoria, Avellino e Salvatore Vullo di Favara. La società biancazzurra dopo l'esonero di Lello di Napoli punta tutto su di lui. Per Vullo si tratterebbe di un ritorno, visto che è già stato nel club dell'Acragas ai tempi della Serie D, anche se con un ruolo dirigenziale. È da un mese che l'avvocato Enzo Caponnetto ha contattato Vullo e poi anche Ernesto Russello, che tra le altre cose è stato uno degli uomini di Vullo, un suo giocatore. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'Acragas ha chiesto a Salvatore Vullo di guidare la squadra, di essere il nuovo allenatore. Io mi sono messo a disposizione di un paio di amici che mi hanno chiamato, mi hanno chiesto una collaborazione da oggi a venire, quindi non potevo dire di no. È chiaro che è una situazione, non c'è bisogno che lo dica io, che è una situazione drammatica, però quantomeno si dovrà provare a stimolare questo gruppo che non sembra così brutto e per poter fare qualcosa di buono e ridare dignità, diciamo, a una squadra che gioca in questa categoria anche a nome della città, che non merita sicuramente di fare queste prestazioni. Perciò sarà sicuramente una cosa difficilissima, però quantomeno ci mettiamo il buon senso e la voglia per recuperare almeno questo tipo di dignità e di salvare una categoria, anche se non con i numeri, ma quantomeno dal punto di vista morale. Ci sono le condizioni per raggiungere la salvezza? No, non parliamo di salvezza perché le distanze sono siderali. Qua si parla di salvare la dignità di questa squadra e della città stessa e della società. E poi programmare un minimo, fare un minimo di progetto per il futuro, sperando che la società ne venga a capo dal punto di vista finanziario e ci possono essere altre possibilità per mantenere la categoria. La crisi societaria influisce anche sull'umore dei giocatori? La vivono male? La vivono male, è chiaro. In questo momento con queste prestazioni è chiaro che il morale della squadra, anche perché è una squadra che ha moltissimi giovani con poca quindi esperienza, si sentono veramente con il morale sotto i tacchi, quindi c'è da risollevare un attimino questa situazione, sperando che si mettano a disposizione di un po' di esperienza che io porto in questa squadra. Quando potremo vederti in campo con i giocatori, quale sarà la prima cosa che gli dirai? Non è semplice, io cercherò di fargli capire che sono a loro disposizione, quindi dovranno prendere per buono quello che gli dico, visto la situazione drammatica in cui si stanno trovando. Quindi non è semplice, quindi dobbiamo per forza di cose accomodare e venirci incontro.